Buongiorno a tutti ragazzi, come ben sapete da tantissime fonti da tutto il mondo, diciamo che l'elite mondiale, cioè quelli che hanno potere, stanno preparando da tempo sotterranee in varie parti del mondo, in effetti in Russia, negli Stati Uniti, diciamo in tante località, in Antartide, in Giappone. Giustamente i complottisti, che poi diciamo sarebbero quelli che la pensano male, sarebbero incolpati di pensare delle cose davvero strane. Ma il problema è che ultimamente sempre più complessi sotterranei stanno venendo a galla fuori. Quindi ultimamente diciamo che stanno costruendo basi sotterranee con la scusa di dire che in caso di guerra mondiale possono mettere il presidente degli Stati Uniti, possono mettere il presidente degli Stati, diciamo, italiano, quello russo, quello giapponese, per eventuali catastrofi a livello di guerre. Ma in effetti ultimamente c'è stata un'esercitazione russa della protezione civile che ha coinvolto 40 milioni di cittadini, come andare in un bunker, diciamo, in Russia. Quindi, giustamente, hanno costruito tunnel, dicono, con quelle punte giganti che gli inglesi e i francesi hanno utilizzato per scavare il tunnel sotto la Manica, se vi ricordate. Questi sono alimentati da energia nucleare e le pareti sono quasi indistruttibili, ragazzi. Quindi già dagli anni 90 si parlava di questo famoso Nibiru, che poi pianeta X come lo volete chiamare, ma poi è tutto stato messo a tacere in effetti. Quindi tutti quanti a dire che questo pianeta X esiste, è molto più grande della Terra e si pensa che passerà attraverso la parte interna del nostro sistema solare e che diciamo, avvierà una catastrofe a livello di detriti sulla Terra che ucciderà purtroppo tutti, come dicono loro. Quindi dicono i complottisti che sanno che qualcosa sta arrivando e non credo che i rifugi sotterranei siano per la terza guerra mondiale, perché dicono non c'è bisogno di andare tanto in profondità. In effetti sanno che qualcosa sta arrivando, lo sanno da tempo e Nibiru è stato scoperto dal telescopio IRAS. È stato prima annunciato ma poi è stato messo a tacere, quindi nessuno deve parlare di questo pianeta. In effetti tutti quanti, quando si parla di Nibiru oppure di questo pianeta X, vengono messe a tacere, quindi dicono il governo non ha un piano per voi, lo ha solo per la loro famiglia, per i potenti della terra. Quindi è inutile dire che nessuno governo al mondo ci dirà mai che cosa ci sta, almeno che non abbia una soluzione come dicono loro per voi. Altrimenti questo causerebbe un tracollo sociale. Domani mattina, se devo morire, parliamoci chiaro, ragazzi, nessuno più andrà a lavorare, dice vaffanculo, ma chi mi ci mette a me di andare a lavorare? Quindi diciamo che l'economia crollerebbe in un secondo. Se domani mattina tutti quanti sappiamo che fra 2 anni sarà finita, ma che serve andare a lavorare? A che serve andare? Non servirebbe più a nulla, quindi allora loro giustamente non dicono nulla. E peggio dice no. Comunque ragazzi, come dicono questi complottisti, se non siete ben informati e state solo seduti lì a giocare con il vostro iPhone, guardate la televisione, siete probabilmente già dei zombie, dici, ma
si deve cercare di trovare la verità, anche perché questo Nibiru ha una specie di, diciamo, una traiettoria ellittica, cioè molto lunga, quindi in effetti con i telescopi amatoriali non si riesce a vedere. In effetti è stato visto col telescopio, quello là tipo Hubble, quindi uno dei potenti, in effetti col telescopio IRAS, quindi difficilmente con un telescopio amatoriale, anche se costa 10-15 mila euro, difficilmente si potrebbe vedere, quindi si può solamente vedere con telescopi che costano milioni di euro, quindi non con un giocattolo, anche se amatoriale o professionale, non arriverebbe mai a quello che hanno loro in effetti. Poi se vi ricordate anche, diciamo, il Vaticano ha messo un telescopio appunto tanto tempo fa, ma a che scopo? Loro non credono nella vita oltre la Terra, poi fanno un telescopio, lo chiamano anche Lucifero poi. Quindi diciamo che qualcosa di strano c'è, cioè il Vaticano non crede nell'esistenza degli alieni, però poi spende miliardi di euro per la costruzione di un telescopio. Quindi anche questo è strano. No, no, io dico se cade l'asteroide non ce ne accorgiamo neanche, quindi figurati. Forse questa sarebbe la più bella morte, in effetti, perché tipo hai visto mai i film quando cade l'asteroide? Non è tempo di dire ah, quindi penso sofferenza zero proprio. In effetti se per puro caso dovesse cadere un asteroide a Salerno qua, non hai nemmeno il tempo di dire ah, che già ti sei liquefatto, come dico io, ti sei sciolto già, quindi non credo che il cervello possa elaborare un minimo di dolore, in nessuna maniera assoluta. Quindi sarebbe una morte, dico, istantanea, quindi proprio forse è una delle più belle che esistono al mondo in effetti, anche se brutta, però diciamo che la maggior parte delle persone dice speriamo che io se devo morire mi viene un infarto, un ictus, rimango a terra e buonanotte, perché tutti quanti giustamente hanno paura della sofferenza. Quindi dico voglio morire così, ma non con un brutto male, qualche altra cosa che mi fa soffrire giorno per giorno. Quindi diciamo una morte per asteroide sarebbe proprio come come si chiama? Eutanasia in effetti, proprio rapido. Quindi, allora tutti quanti, tutti si sente di parlare chiunque qua a sud, ma penso un po' dappertutto. Dice il giorno che deve succedere, se è una cosa immediata, mi accascio a terra e finisce lì. Invece purtroppo a volte capita che sono pure amici che stanno mesi e mesi nel letto a soffrire e poi muoiono. Quindi a sto punto qua meglio un asteroide, si finisce subito. Anche perché non è il tempo di pensarlo. Vabbè, non ci pensiamo, pensiamo a vivere per il momento. Quando sarà, ce ne andiamo, facciamo come quello. Finché ci sta la vita, divertiamoci. Quando poi è finita, arrivederci, facciamo come la pensiamo noi a sud. Divertiamoci. Quando è finita, Madonna mia, è stato un piacere, facciamo come facciamo noi a sud. Come si dice qua, qua la gente pensa al futuro, io a volte sai che penso, avvocato? La gente pensa al futuro, mi comprerò una casa, farò un mutuo. La gente dà per scontata che vivrà in eterno, come ti devo dire, che ne so, che campa 70-80 anni, quando può morire a 30, a 40, quindi la gente fa progetti. Io poi mi faccio il mutuo, poi vado in pensione, poi... Ma dove sta scritto? Dove sta scritto che vedrai la pensione? Dove sta scritto che riuscirai a finire di pagare il mutuo? E vedi che un sacco di amici avevano fatto questi progetti, in effetti. Mi dispiace per loro, ma non l'hanno potuto fare. Cioè, in effetti io non sono mai stato uno così a dire io devo fare questo perché no, 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 no. Giorno per giorno, non mi interessa. La vita passa oggi e arriva domani. Non ho mai fatto progetti per il futuro, non li farò mai.
passa oggi e viene domani, quindi non mi interessa proprio. Anche perché lo tengo come malaugurio, in effetti, programmare qualche cosa. Dico, vabbè, io poi, una volta che è finito, mancano altri, come fanno per certe persone, mancano 10 anni alla pensione, poi sì, in effetti sì, la vita va avanti, quindi o ci sei o non ci sei, la vita va avanti lo stesso, quindi povero a chi, come diciamo noi qua al sud, mette le spalle a terra, quindi fesso a chi muore, diciamo noi, in napoletano. Quindi tuo marito, i tuoi figli andranno avanti, oppure come me, se io morirò, la mia compagna andrà avanti, quindi fesso per noi, quindi è così, la vita purtroppo è così, quindi non ci puoi fare nulla, non puoi cambiare il mondo. Quindi però programmare, che io a volte sento gente che ci manca 20 anni per andare in pensione, già pensa io fra 20 anni mi comprerò una casa vicino al mare, voglio stare tranquillo. Ma dico io, ti mancano 20 anni. Ma dove sta scritto che tu devi campare altri 20 anni? Puoi campare altri 40, come altri 2, altri 3. Invece qua la gente al sud proprio c'è sta fissazione, io vado in pensione, poi con la liquidazione faccio questo, faccio quello. Cioè a volte mi viene da ridere, guarda. Dici tu poi no, io vivo la giornata. Quindi io devo vivere giorno per giorno, passa oggi e domani vediamo che si deve fare. Quindi nessun progetto per la vecchiaia, nessuno come viene ce la prendiamo. Anche perché, ripeto, ce l'ho come un tipo un malaugurio, in effetti, programmare la vita. Cioè io fra 20 anni vado in pensione, voglio comprare una casa qui al lago perché così è al lago. Vedi, tutti quanti hanno questa fissazione di quando vanno in pensione di fare qualche cosa di specifico. Ma non è solo tuo marito, sono tutti che un po' diciamo il 70% c'ha sta mentalità di programmare la loro vita. Quindi diciamo che è una mania. Diciamo che anche se tuo marito ora ha 50 anni, ma non lo so, tu c'hai 45, 46, lui ne avrà 50, forse voglio mettere 5 anni in più. Diciamo ci mancano 17 anni per andare in pensione, forse 10. Cioè tu vuoi programmare fra 17 anni? Mi pare un po' esagerato. In 17 anni può succedere tutto come niente. Io certe volte pure papà c'ha 65 anni a me, eppure gli dico guarda, non cominciare a programmare, io devo fare qua, devo fare là, eppure ci mancano 2 anni, eh. Però glielo dico, papà, è inutile che tu fai. Oggi ci siamo e domani no. Subito tu. Sempre esagerato, avvocato. Allora, guarda, la vita è bella, va vissuta, anche se a volte è brutta, ma va vissuta. Quindi io fino all'ultimo mi diverto, quando è finito, ciao ciao, arrivederci e grazie, è stato un piacere. Niente programmi, giorno per giorno la vita si decide. È inutile dire domani, fra un mese voglio andare qua, fra 2 mesi farò questo, fra 3 mesi no. Allora quando voglio fare una cosa, la piglio e la faccio e basta. Non sono mai stato uno che ha programmato fra un mese partiremo, no, io se voglio andare a fare un viaggio, domani mattina scendo, faccio il biglietto e me ne vado e buonanotte. Perché devo farlo 2 mesi prima? Dico no, allora andiamo a fare un viaggio in Spagna, domani mattina io scendo, faccio il biglietto e me ne vado. Come ho sempre fatto, io certe volte dico vogliamo pigliare un caffè, sì, e dove andiamo a Napoli a pigliare un caffè? Scendiamo, andiamo a Napoli, pigliamo un caffè e ci ritiriamo. Perché lo devo dire 3 giorni prima? Quindi lo tengo come auspicio di malaugurio proprio. Come si dice? Speriamo che me la cavo come il film di Fantozzi, di Paolo Villaggio. Vabbè.
Sì, sì, lo tengo come un uccello di malauri, come di chi è qua in napoletano. Programmare le cose non mi piace perché tutti quelli che fanno sti programmi non va mai bene nulla, allora non voglio fare. Ho visto tante persone che l'hanno programmato e poi non l'hanno riuscito a fare. Allora ho detto no, non è cosa. Vabbè, ciao ragazzi, ci sentiamo più tardi. Scenderò un attimo a Conad, vediamo che cosa mangiare oggi, anche se la verità non lo so. Mo scendo, poi si vede, facciamo a caso. Ciao Avvocatella, ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo dopo.